Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Iscrivetevi al canale, perché è gratis. E se non vi iscrivete al canale ti fate Juventus, quindi iscrivetevi al canale. Allora signori, ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda Victor Osimhen, perché secondo Sport Mediaset la permanenza del giocatore non sarebbe del tutto da escludere. Io già ve lo dissi tanto tempo fa, ovvero tanto tempo fa, io dall'inizio del calciomercato che sto dicendo questa cosa, ma Sport Mediaset ci va giù pesante e addirittura per quanto riguarda quello che ha detto Calenda, ovvero il suo procuratore, ieri pomeriggio, tutti quanti stanno dicendo guardate che è una bufala perché il giocatore sta trattando, si è parlato addirittura nelle ultime ore di Osimhen al Chelsea, proprio c'è stata una trattativa fra Chelsea e Napoli e lo dice Fabrizio Romano. L'unica cosa che vi posso dire anche è quella di Alfredo Pedulla che scrive: il tweet di Calenda è quello di uno che fa parole quando invece dovrebbe fare i fatti. Questo è vero, guagliù. A Calenda bisognerebbe rispondere quando la porti questa offerta, perché l'anno scorso ci sono state delle offerte, molti c'erano, ma erano tutti club arabi, guagliù. Chi dice che era arrivata un'offerta da 200 milioni, secondo me non era mai vero. Molti però dicono che anche Luca Cerchione lo disse in live, dove c'ero anche io su OCV, e disse no guarda Neapolis che l'offerta è veramente arrivata, ma De Laurentiis non ha voluto accettare questa offerta proprio perché eravamo a gennaio e Napoli non poteva vendere Osimhen perché era già disastrosa la stagione. Poi se andavi a vendere anche Osimhen in quel lasso di tempo finiva a sfracello proprio la stagione, tanto poi è finito uguale a sfracello, quindi non c'è nessun problema. Però continua a scrivere Alfredo Pedulla: tu hai voluto la clausola ed ingaggio alto ad Osimhen, quindi saresti dovuto essere pronto a sbloccarla. Queste cose, se non arrivano al 31 luglio, è una situazione che tiene il Napoli prigioniero, così come Lukaku, perché sappiamo che Lukaku sta aspettando proprio la vendita di Victor Osimhen, ma la vendita di Osimhen ad oggi non è ancora arrivata, e oggi siamo al 31 di luglio, fra poco inizia il campionato, il Napoli inizierà prima la Coppa Italia, se non erro, dovrebbe iniziare prima la Coppa Italia, e questa è una cosa che il Napoli se la porterà dietro, perché non puoi, e qui lancio una provocazione forte, il Napoli, dimmi, questo no, non è nessuno, non ti preoccupare, sono le notizie del Napoli, non ti preoccupare, però le notizie, sto leggendo le notizie dal gruppo Telegram, ragazzi, non vi preoccupate. Un gruppo Telegram in descrizione, anche quelle gratis. Poi se volete supportare il canale, ragazzi, ci vuole poco, basta che vi abboniate da 99 centesimi, quindi è poco. Lasciate un pollicione. Lasciate il pollicione, c'ha ragione Diego. A parte questo, allora ragazzi, c'ha ragione Alfredo Pedulla a dire queste cose, perché se il giocatore aveva tante offerte la passata stagione, com'è possibile che quest'anno tu non riesca a portare un'offerta concreta, seria, da 100 milioni per Victor Osimhen? Napoli si accontenterebbe anche di meno di 130 milioni, io ne sono convinto, ma mai scendere sotto i 100, mai scendere sotto i 100. Comunque continua Alfredo Pedulla e dice: Osimhen non può restare a queste cifre, soprattutto in relazione a quanto guadagnano i suoi colleghi al Napoli. E ragazzi, pure questo è vero, perché Osimhen guadagna quasi 10 milioni l'anno. Il rinnovo di Kvara, non se ne è ancora parlato del rinnovo di Kvara, e questa è una cosa che va tenuta in considerazione, il non rinnovo di Kvaratskhelia. Il rinnovo di Kvara deve essere fatto subito, instant, perché non puoi fare un'altra stagione dicendo sì, ora poi vedremo, se non vuole firmare a 5 milioni, lui non vuole firmare, noi che facciamo? Noi lo lasciamo così, vai a creare una spaccatura. Però ecco, se tu arrivi all'inizio del campionato e questo non lo mette nemmeno titolare, perché nemmeno questa sera contro il Brest Osimhen sarà titolare, ragazzi, il Napoli, il Conte dovrà decidere fra chi schierare alla prima di campionato, fra Khedira, Raspadori e Simeone. Queste sono le tre opzioni che ha attualmente Antonio Conte. Sono tre, queste tre. Khedira, che questa sera partirà, scusatemi, titolare contro il Brest. C'è Raspadori, ma Raspadori la prima punta già l'abbiamo visto, non la può fare la prima punta.
Hai Simeone a questo punto rimarrà a Napoli, non lo venderai? Perché ragazzi Osimhen sta bloccando completamente il mercato del Napoli e se questa cosa, questa permanenza potrebbe essere veramente forzata secondo me, perché Osimhen vuole andare via, ma a parte dai video che stanno uscendo ultimamente sui canali social del Napoli, li potete vedere tutti quando fanno il day after degli allenamenti, della giornata intera passata a Castel di Sangro, si vede un Osimhen felice di rimanere a Napoli. Ma allora a questo punto perché non fai una cosa? Perché non rinnovi il contratto nuovamente ma lo rinnovi a meno il contratto? Ovvero non prendi più 10 milioni, abbassiamo le pretese, caro Victor, arriviamo a 6 milioni barra 7, ma non arriviamo a 10 milioni. Cioè, se tu non hai veramente nessuna squadra che ti vuole comprare, ed è possibile, è plausibile, Waiu, perché chi è che è quel folle che ti ha 10 milioni a Osimhen? De Laurentiis si è fatto infinocchiare, scusatemi la parola, da Calenda. Quando Calenda disse io ho tante offerte, tu lo rinnovi e il prossimo anno lo vendo, non ti preoccupare. Calenda non sta facendo il suo lavoro, Waiu. Calenda sta facendo il lavoro di uno che vuole distruggere questa squadra. Abbassa questo braccio per piacere, grazie, se no ci arrestano. Chi vuole Calenda questo doveva fare, doveva prendere il giocatore e lo doveva portare più offerte possibili. Si parlava dell'Arsenal, l'Arsenal non si è mai presentato, si sta parlando del Chelsea, però Calenda dice no, Calenda l'ha appena smentito, però molti, anche Fabrizio Romano lo sta dicendo, anzi vi vado a riprendere quello che ha detto Fabrizio Romano, ragazzi, che dice, dove stanno le parole Fabrizio Romano? Il Napoli potrebbe essere aperto ad aggiungere Osimhen alla trattativa con il Chelsea per Lukaku. Posso confermare che Osimhen vuole andare, posso confermare che il Napoli vuole trovare una soluzione per lui o posso confermare che il Napoli vuole ingaggiare e vuole fortemente Lukaku. C'è già l'accordo con il giocatore per un contratto di 3 anni, il PSG ha rifiutato e accettato le condizioni decise dal Napoli. Posso anche confermare che il Napoli e Chelsea hanno parlato nelle ultime 24-48 ore. Lasciami chiarire che da parte di Osimhen, quindi dalla parte del giocatore e agente, sono contrari a un prestito con diritto di riscatto. Se Osimhen andasse in prestito dal Napoli al Chelsea probabilmente dovrebbe ridursi il suo stipendio, perché il Napoli non darà mai in prestito il giocatore e coprire il suo stipendio sarebbe una cosa completamente folle. Napoli e Chelsea rimangono in contatto per Romelu Lukaku, per coinvolgere Osimhen in questa operazione hanno bisogno di una formula diversa per l'accordo. Deve essere un trasferimento a titolo definitivo, ma al momento è ancora nella fase iniziale della discussione. Non siamo a quella fase che ci vorrà tempo e non è, fidatevi, qualcosa di imminente, è qualcosa per oggi, non è qualcosa per mercoledì, non è qualcosa per giovedì, ci vorrà del tempo per capire cosa succederà con Victor Osimhen. E ragazzi, ma questa è una cosa che sinceramente è clamorosa, perché secondo la Gazzetta se non si sblocca la situazione di Osimhen a Verona potrebbe giocare Khedira o Simeone. Scevaiù, tu la prima di campionato ti la vai a giocare senza un attaccante che potrebbe vincere la classifica a capocannonieri. È una cosa allucinante. Però Sport Italia l'ha detto, potrebbe rimanere comunque a Napoli. Ragazzi, però sarebbe un peso enorme. E che fai a questo punto? Se Osimhen rimane a Napoli, perché è possibile che Osimhen rimanga a Napoli a questo punto, lo devi far giocare. Lo devi far giocare, gli devi fare una stagione mega galattica come quella dello scudetto e poi tentare di venderlo nella stagione successiva. Però ti devi accordare che non devi prendere quei 10 milioni. 10 milioni sono tanti, per le casse del Napoli sono tantissimi 10 milioni. Io non so perché De Laurentiis si sia fatto infinocchiare in questo modo. Comunque, a parte questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre e comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926 e Diego. Ciao, saluta!